L'avverbio poffarbacco è nell'elenco dal 2013, ma sono tante le parole silenti nei dizionari che hanno stimolato la fantasia degli studenti padovani grazie al concorso Adotta una parola, giunto quest'anno alla 8ª edizione. La lingua si sta impoverendo perché subisce il doppio attacco da una parte dell'inglese che è diventato l'esperanto del giorno d'oggi e d'altro canto dello short language, del linguaggio super abbreviato dei media, per cui le sigle finiscono per prevalere sulle parole. Oltre 200 gli studenti che hanno partecipato al concorso quest'anno. Le parole che proponiamo sono suddivise per articoli, avverbi, aggettivi, verbi, in modo che i ragazzi abbiano modo di poter scegliere, come dire, cum grano salis attraverso le parole che proponiamo. Vi faccio qualche esempio da quest'anno. Tra gli aggettivi, lambiccato, tedioso, spavaldo, azzimato, come vede non sono parole antichissime, però sono parole che si sentono sempre meno. Oppure fra i sostantivi zimarra, questo è stato molto gettonato. Zimarra, parola di origine spagnola che indica una sopravveste riccamente ricamata, tra i termini più gettonati dagli studenti, due i vincitori ex aequo dell'edizione 2022. Un'anticipazione di qualche parola per il prossimo anno, quando spero tornerà il concorso. E Zeviro. Perché è un genere giornalistico, ho di fronte a me due giornalisti che sanno meglio di me come il genere e la parola siano scomparsi dall'uso, ma io trovavo che siano stati scritti in passato splendidi elzeviri e sarei felice che si tornasse a scriverli.